crescere i contagi in Veneto, 443 nelle ultime 24 ore con 2 decessi, altri 332 positivi riferiti agli ultimi 3 giorni. Vicenza, Treviso e soprattutto Padova, le province più colpite, nuovo focolaio alle Terme. Anche l'ULSS 2 di Treviso chiederà un risarcimento all'ex infermiera Novax Emanuela Petrillo, già condannata a pagarne 550.000 all'azienda sanitaria di Udine, danni per altri 150.000 euro annunciati dal direttore generale Benazzi. Lezione speciale al Liceo Quadri di Vicenza, l'infettivologo Matteo Bassetti tra una conferenza per gli studenti in cui si parlerà di epidemia. Ritirare la cittadinanza onoraria a Bolsonaro, questa è la richiesta dello speaker dell'opposizione in Consiglio regionale Arturo Lorenzoni. Non si placa la polemica sulla visita del presidente del Brasile in Veneto. Rolex, Cartier e carte di credito. I carabinieri hanno arrestato gli autori dei furti nei campi da golf di Mezza Italia e Manete, 2 trentenni romeni accusati di colpi anche nel Padovano e nel Vicentino. Cambio di vescovo, Chioggia, Monsignor Tessarollo lascia per limiti di età e al suo posto arriva Monsignor Dianin, l'annuncio questa mattina. Presentato un nuovo francobollo dedicato a Mario Rigoni Sterne che celebra i 100 anni dalla nascita dello scrittore. Buonasera, ben ritrovati. Lo avete dunque sentito dai titoli, non è ancora definitivamente alle spalle l'emergenza da coronavirus. Padova e provincia si confermano la zona con il più alto numero di contagi e di nuovi positivi di tutta la regione. Da ULSS e azienda l'appello alla vaccinazione. 168 nuovi positivi, 2.164 persone attualmente in isolamento, 46 pazienti ricoverati solo nei reparti Covid dell'azienda ospedaliera, 11 dei quali attualmente in terapia intensiva. È un quadro più che grigio quello che emerge dall'aggiornamento settimanale dell'andamento della pandemia a Padova e provincia, dove si fanno i conti anche con nuovi focolai. Una sessantina gli anziani positivi nella casa di riposo di Conselve, dove da venerdì riaprirà anche l'ospedale di comunità. Sono passati a 7 gli hotel interessati da casi nella zona termale, salgono a 11 positivi dopo la festa per le nozze d'oro a Torreglia. La situazione per ora resta però sotto controllo. La situazione è sotto controllo, soprattutto per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera, e il nostro obiettivo è proprio questo, cioè mantenere sotto controllo quelli che sono i nuovi ricoveri che ogni giorno arrivano appunto in ospedale. Il timore resta proprio questo, garantire la piena operatività dell'ospedale, in particolare dell'attività chirurgica. Intanto dalle autorità sanitarie un accorato appello per la vaccinazione. Massima deve essere la fiducia anche nella terza dose. L'appello a fare la terza dose a tutte queste categorie è un appello, direi, accorato, perché come ben sapete, lo vedremo appunto anche con gli altri argomenti, comunque l'infezione sta un po', cioè la pandemia sta un po' rialzando la testa. Vaccinati con terza dose poco meno del 70% degli anziani eleggibili, ovvero con ultima vaccinazione 180 giorni fa. Fermi al 7,5% i pazienti fragili. Tra i ricoverati attuali anche persone vaccinate con doppia dose, ma il vaccino numeri alla mano resta l'arma più efficace. A spiegarlo Paolo Navalesi, coordinatore delle terapie intensive del Veneto. L'analisi è stata fatta su più mesi. A ottobre, se consideriamo 1 milione di abitanti come riferimento, sono 4 i ricoverati con vaccinazione a Padova, 31 quelli che non erano vaccinati. Non parole, fatti, spiega Paolo Navalesi, coordinatore delle terapie intensive di tutta la regione, che da mesi studia e analizza con l'occhio della scienza. Il vaccino protegge dalla gravità della malattia, che il vaccino protegge dal rischio di morte dei malati più gravi. Il messaggio è semplicissimo. Paradossalmente, salendo col numero dei vaccinati, ci dobbiamo aspettare che salga ulteriormente il numero dei vaccinati in terapia intensiva. Il vaccino, come per l'influenza, protegge, non è che ti dà la garanzia totale di non manifestare sintomi. Quello che ti dà
è una riduzione del rischio di sintomi importanti o addirittura di ricovero in terapia intensiva. Accanto al vaccino, le regole che ben conosciamo restano fondamentali: mascherina e igiene delle mani. Nel frattempo, continuando a osservare i dati, l'infezione da Covid è molto più pericolosa con l'aumentare dell'età. Quello che ci ha sconvolto, e io per primo mi aspettavo una cosa diversa, che è l'età a prescindere dalla comorbidità, cioè l'età a prescindere dal diabete, il pregresso infarto, eccetera. L'età. Quindi, ripeto, questo è un dato che dobbiamo tenere in considerazione. Poco meno di 7.000 i posti usati per la cura di pazienti Covid nelle terapie intensive della sola azienda Ospedale Università di Padova, il 17% dei totali pazienti che hanno una degenza media più lunga e che, grazie ai passi da gigante fatti in questi mesi, ha anche possibilità maggiori di farcela. Un malato Covid che dovevamo intubare sopra i 10 giorni, a volte anche 28 o 30, non parliamo quelli che sono andati in ECMO, che erano i pazienti più gravi, dove, mi consenta un po' di vanità, a Padova abbiamo i migliori risultati italiani, per cui noi e Milano, ecco, quindi questo ci tengo abbastanza, 80% di sopravvivenza su quelli che erano considerati praticamente morti. Ed ora parliamo del caso Petrillo. L'ULSS 2 chiederà i danni. L'assistente sociale Novax è stata già condannata dalla Corte dei Conti a risarcire 550.000 euro all'azienda sanitaria universitaria di Udine. L'ULSS 2 sta quantificando i danni da chiedere all'ex assistente sociale Manuela Petrillo, la 38enne di Spresiano, licenziata dall'azienda sanitaria per le finte vaccinazioni. La donna è accusata di peculato, omissioni dati d'ufficio e falsità in dichiarazioni per non aver somministrato tra il 2009 e il 2016, durante il periodo in cui era in servizio alla ASL di Codroipo e Treviso, vaccini a circa 8.000 pazienti, in stragrande maggioranza bambini. Già condannata dalla Corte d'Appello a risarcire 550.000 euro all'azienda sanitaria universitaria di Udine, sentenza che avrà validità al termine del processo penale. Vista anche poi come si è mosso il Friuli, credo che anche noi andremo a fare la medesima cosa. D'altronde le vaccinazioni non fatte, quindi il costo delle vaccinazioni, il costo del tempo assistente sanitaria e il costo del tempo medico vanno ovviamente valutate, e quindi poi ci sarà verso la signora, verso l'assistente sanitaria, una richiesta di risarcimento. Sulla quantificazione del danno, Benazzi spiega che si sta valutando. Guardi, non l'abbiamo fatto, a dire la verità, immagino intorno ai 100-150.000 euro, questa sia un po' la cifra, tenendo conto che da noi per fortuna ha lavorato meno rispetto al Friuli. Domani è prevista una lezione speciale al liceo Quadri. L'infettivologo Matteo Bassetti infatti terrà una conferenza a distanza per gli studenti in cui parlerà dell'epidemia, ma fuori dalla scuola andrà in scena una protesta da parte di chi non condivide l'iniziativa del liceo. A lezione con il virologo. Dentro alla classe la videoconferenza, fuori dalla scuola la protesta. Teatro dell'ultima polemica in tempo di Covid è il liceo Quadri di Vicenza, dove Matteo Bassetti terrà una lezione per 12 classi del triennio. Anche questa, a modo suo, è didattica a distanza, visto che gli studenti seguiranno la conferenza sui monitor montati nelle loro classi. Ma la presenza a distanza del virologo ha scatenato email di protesta da più parti, compresi alcuni genitori che hanno chiesto chiarimenti al liceo. Non condividono l'esposizione, quello che il professore va a raccontare. Penso che l'abbiano sentito in TV e quindi non condividono il fatto che non ci sia qualcuno che la pensi in maniera diversa. Ecco, però ho spiegato loro che non ha nessuno scopo imbonitore, ecco. È come un docente, in questo caso abbiamo un docente specializzato, che se ne pensi, che se ne dica, quindi l'abbiamo invitato, è uno dei maggiori esperti per quanto ci riguarda, l'abbiamo invitato, i ragazzi potranno fare anche delle domande perché sono nelle loro aule con la presenza dei docenti, e quindi possono avvicinarsi alla telecamera e porre delle domande al professore.
Ma il dissenso non si è spento, è stato organizzato un sit-in di protesta davanti al liceo Quadri. Non so a che ora arrivi il gruppo che farà il sit-in, è un gruppo formato penso da docenti, penso da genitori, penso da altre persone, ecco, lo faranno fuori dall'ingresso del liceo Quadri, quindi hanno tutto il diritto di protestare. Non solo protesta, chi manifesta pare abbia anche una lista di domande da girare a bassetti che verranno distribuite tramite volantini agli studenti. Gli studenti sono molto più intelligenti di tanti genitori, di tanti adulti, quindi io auspico che insomma piuttosto che prendere delle domande nascano da loro le domande, ecco, piuttosto che vengano da fuori. Ritirare la cittadinanza onoraria a Bolsonaro, bisogna tornare indietro, questa è la richiesta dello speaker dell'opposizione in Consiglio regionale. Non si placa infatti la polemica sulla visita del presidente del Brasile in Veneto. Tutto è possibile e il suggerimento che abbiamo dato noi è proprio quello di revocare la cittadinanza onoraria. Io penso che, diciamo così, insignire di quello che è il titolo più importante da parte di un'amministrazione comunale, una persona così discussa, non faccia onore al territorio. Tornare indietro da quella che sembra una strada tracciata, questa è la richiesta delle opposizioni in Consiglio regionale. Bolsonaro se n'è tornato in Brasile, ma le polemiche restano soprattutto nel padovano tra Anguillara e la Città del Santo. La prima teatro della contestata cittadinanza onoraria attribuitagli dal comune, la seconda degli scontri degli antagonisti. Fotogrammi che hanno fatto il giro del mondo e, dice Lorenzoni, altrettanto deprecabili. Sono delle immagini che hanno contribuito a rendere grigia la giornata del 1° novembre, come dicevo. Manifestare è sempre legittimo, però utilizzare mezzi violenti e diciamo così, provocare la reazione delle forze dell'ordine non si giustifica in nessun caso. Un dibattito che non riguarda solo la presenza di Bolsonaro in terra veneta, bensì se e come gli enti locali possano occuparsi di clima sviluppando buone pratiche e intercettando i fondi del Recovery Plan. E questo nei giorni in cui dal G20 a Roma alla COP26 di Glasgow si parla di ambiente come sfida epocale. Negli ultimi anni gli investimenti in Italia sono stati troppo pochi rispetto ad altri paesi europei come la Spagna, che ha avuto un boom di investimenti nel campo delle fonti rinnovabili di energia, e io mi auguro che l'Italia possa ora, grazie a strumenti di questo tipo, diventare veramente protagonista di questi investimenti. Di 218 voti a favore, più dei 2/3 dei componenti del Senato, la riforma della Costituzione per la tutela dell'ambiente è passata nel migliore dei modi, l'ha detto il senatore veneziano Andrea Ferrazzi. Ora, quarto e ultimo passaggio alla Camera, ed entro gennaio 2022 la nostra Costituzione tutelerà l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi, gli animali, la salute nell'interesse delle future generazioni. Continua una svolta storica alla quale ho personalmente contribuito scrivendo il testo nel comitato ristretto dei 7, grazie a tutti coloro che in questi mesi ci hanno sostenuto, ha concluso Ferrazzi. Siamo alla cronaca. Avevano depretato per mesi i giocatori di golf di mezza Italia. I carabinieri oggi hanno arrestato 2 uomini accusati dei furti avvenuti anche nel Vicentino. 2 uomini di 33 e 31 anni di nazionalità rumena, individuati e arrestati dai carabinieri, sarebbero gli autori di una lunga serie di furti avvenuti nei campi da golf del Vicentino e in altri campi collocati nel nord Italia. Avrebbero razziato orologi, Rolex, Cartier, carte di credito e contanti lasciati incustoditi dai golfisti. Il bottino finora stimato si attesterebbe sul valore di 100.000 euro. I 2 malviventi, ufficialmente disoccupati, avrebbero messo a segno negli ultimi 3 mesi almeno una decina di colpi tra Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, ma la lista potrebbe allungarsi. Le indagini sono partite da un furto avvenuto in un golf club di Genova, dove i 2 erano stati scoperti mentre afferravano una borsa di un giocatore contenente 200 euro in contanti ed oggetti personali, dandosi poi alla fuga. Abitualmente utilizzavano auto intestata a prestanome per spostarsi, ma alla fine sono stati arrestati a Riva del Garda, una località scelta dai 2 come base operativa, e per loro si sono aperte le porte del carcere. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità.
Rieccoci nuovamente in studio ed ora andiamo a Venezia. Mose nuovamente in funzione. Da questo pomeriggio alle 22 di stanotte è prevista una punta massima di acqua alta di 140 centimetri. Per la terza volta in 3 giorni il sistema di dighe mobili antiacqua alta è stato attivato a difesa di Venezia. Le operazioni di sollevamento delle paratoie del Mose sono iniziate alle 16:45. La punta massima di marea prevista è di 140 cm alle 22. Una misura reputata eccezionale fino a qualche anno fa, diventata invece tristemente abituale dopo che nell'ultimo scorcio del 2019 è stata infranta per 4 volte in poco tempo. Oggi dapprima sono state sollevate le paratoie nelle 2 metà della bocca di porto del Lido, Treporti e San Nicolò, quindi quella di Malamocco, per poi proseguire con Chioggia. Per domani si prevede una massima di 115 cm alle 9:55, ma l'eventuale attivazione del Mose verrà decisa dopo l'evento di questa sera. A Venezia l'assalto di turisti nell'ultimo fine settimana era prevedibile, così come il fatto che ci sarà anche nel prossimo. L'avviso arriva dal gruppo 25 aprile. Io darei un avviso alla Smart Control Room da parte di una che gestisce un bed and breakfast e che fa anche la casalinga e che vive a Venezia. Il prossimo weekend sarà un altro weekend caldo, perciò attivatevi, grazie. Paola Cogolati del gruppo 25 aprile non ha bisogno di tecnologie milionarie per prevedere che Venezia sarà presa d'assalto dai turisti anche il prossimo fine settimana, così come i suoi colleghi che lavorano nel ramo ricettivo. A guardare le prenotazioni, l'invasione di 200.000 visitatori che durante il ponte del 1° novembre ha mandato in tilt la città lo si poteva prevedere già da metà ottobre. Domenica 100.000 persone hanno letteralmente intasato ogni metro quadro di parecchie zone della città, confitti e assembramenti in una situazione in cui l'oramai cronica difficoltà del trasporto pubblico, ancora in carenza di corse, ha causato più di un problema. Il fatto che il comune di Venezia si sia dichiarato colto di sorpresa non convince chi come Paola lavora col turismo. Mi sono sentita presa in giro perché non è possibile che il comune sia stato colto di sorpresa. Allora, ci sono 2 opzioni. O il comune è stato colto di sorpresa, che vuol dire che sono degli incompetenti e lì non devono più stare, o sanno tutto e sotto c'è qualcos'altro. Peraltro le presenze di visitatori e le code ai mezzi pubblici sono proseguite anche dopo. Queste immagini sono del 2 novembre alle fondamente 9. Ancora una volta la fila di viaggiatori in attesa del vaporetto si snoda per un lungo tratto della riva e persino oggi, in un nuvoloso mercoledì di novembre, la coda per visitare il Ducale gira l'angolo del palazzo, mentre pochi metri più in là, per entrare alla Basilica di San Marco, il serpentone parte dalla torre dell'orologio, punta la piazza, compie una virata di quasi 360 gradi e attraversa Piazza dei Leoncini. I turisti sono tornati ed è un dato oggettivo ed evidente. È partita bene, diciamo che quest'anno abbiamo lavorato. Cambio di vescovo a Chioggia, Monsignor Tessarollo lascia per limiti di età e al suo posto arriva Monsignor Dianin, l'annuncio questa mattina. Il Santo Padre ha nominato vescovo di Chioggia il reverendo Monsignor Giampaolo Dianin, becchero di Padova, attualmente rettore del seminario e docente. Con la presentazione del suo successore, il vescovo di Chioggia, Monsignor Adriano Tessarollo, annuncia il ritiro per raggiunti limiti d'età. Il 2 maggio ha infatti compiuto 75 anni, il limite previsto dal diritto canonico. È venuto il momento e io sono ben contento del tempo che ho vissuto qua, ma sono anche contento di offrire la diocesi a un altro più giovane. Originario di Tezze sul Brenta, Monsignor Tessarollo lascia dunque il posto a Monsignor Dianin, che arriverà alla fine di gennaio e probabilmente poi tornerà alle radici per mettersi a disposizione della comunità. 12 anni e mezzo, evidenzia Tessarollo, impegnativi, soprattutto gli ultimi tra le problematiche legate al Covid e l'alta marea eccezionale del novembre 2019. Ci sono stati alcuni momenti un po' pesanti anche per le nostre chiese. La cattedrale è stata allagata parecchie volte e anche tante famiglie, soprattutto poi Pellestrina, che fa parte della nostra diocesi, ha vissuto un momento tragico, vorrei dire. Ecco, c'è stato anche un morto. Ecco, l'essere vicini
a queste popolazioni. E tra le novità l'introduzione del bancomat per le offerte nel 2019 nella Basilica di San Giacomo. Ce l'avevano offerto gratuitamente, l'abbiamo messo in due chiese, ma poi non ha avuto grandissimo successo. Tessarollo ha ricevuto la telefonata del patriarca di Venezia Moraglia. Mi ha chiamato per dirmi la sua vicinanza in questo momento del lasciare. E l'ho ringraziato e poi gli ho detto, perché siamo in buona confidenza, vuol dire caro Francesco, grazie, ma vivo serenamente questo momento. Un passaggio obbligato, con un augurio speciale al nuovo vescovo. Dovunque, in ogni vigna, c'è sempre da rimboccarsi le maniche per tanti aspetti che magari lui può anche coltivare in maniera diversa o anche migliore di quello che ho fatto io, quindi è l'augurio di andare anche oltre e meglio di quello che ho potuto fare io. Ed ora nel Trevigiano, a Casier, l'amministrazione comunale ha chiuso un accordo con un'azienda del territorio per la sanificazione di tutte le scuole, macchine che garantiscono l'abbattimento non solo dei virus contagiosi come il coronavirus, ma anche di altri agenti responsabili di asma e allergie. Non credo faccia bene ai ragazzi la finestra aperta durante certe ore del giorno con certe temperature. Poi c'è lo spreco del riscaldamento, perché tenendo le finestre aperte durante le ore di lezione naturalmente c'è uno spreco non indifferente del consumo che abbiamo. E qui sono soldi dei cittadini. A lezione in sicurezza senza tenere le finestre aperte. E questo è l'obiettivo raggiunto dall'amministrazione comunale di Casier in tutte e 75 le aule degli istituti scolastici del territorio. Questo grazie all'accordo con Eureka per l'applicazione di queste macchine di depurazione dell'aria che si basano sull'utilizzo della sanificazione con l'acqua ossigenata, che abbatte la possibilità di contagio del coronavirus, ma non solo. Noi siamo attivi nell'abbattimento di cariche virali, cariche batteriche, lieviti, muffe, formaldeide, per cui tutto quello che all'interno di ambienti indoor siamo in grado di inattivarlo o abbatterlo sufficientemente perché rientri nelle soglie di salubrità. Macchine con un principio diverso rispetto alla sanificazione utilizzata dalla MOM per gli autobus. L'ozono l'abbiamo scartato innanzitutto perché non è approvato dalla comunità scientifica. È dannoso. Il perossido di idrogeno ha già ampi studi di utilizzo, è già utilizzato in ambienti ospedalieri e si presta molto bene a un utilizzo di sanificazione in presenza. Macchine utilizzate per le scuole, già sperimentate con successo in luoghi dove la sterilità dell'aria ma anche degli ambienti è essenziale, come per le sale operatorie. Sanificazione testata e garantita da anni di analisi costanti, al punto che potenzialmente si potrebbe fare lezione anche senza mascherine. I sistemi potenzialmente permettono di non utilizzare la mascherina quale sistema di protezione individuale, fatta eccezione per la distanza tra gli alunni, deve esserci almeno 1 metro, 1,5 metri, per evitare l'evento del droplet. Presentato il nuovo francobollo dedicato a Mario Rigoni Stern, che celebra i 100 anni dalla nascita dello scrittore. A 100 anni dalla sua nascita, Poste Italiane dedica un francobollo a Mario Rigoni Stern. Un omaggio che ha il sapore del ricordo, perché al fronte lo scrittore è stato anche una sorta di postino. Uno dei suoi primi incarichi fu infatti quello di portaordini. Presentato in municipio ad Asiago alla presenza della moglie Anna e del figlio Gianni, il francobollo da 1,10 € è già disponibile e molti collezionisti non hanno perso tempo comprandone in serie. L'autore della foto inserita nel francobollo è Adriano Tomba, fotografo di Valdagno che ha saputo catturare lo sguardo profondo dello scrittore, un legame, quello fra Mario Rigoni Stern e le lettere, la corrispondenza, che ha contraddistinto i suoi anni, i suoi racconti di guerra, le sue pagine. A lettere spedite sono state affidate speranze vane e concrete dei tanti militari al fronte, amori mai nati o ritrovati. Con questo francobollo si rende un doveroso omaggio a un uomo di lettere, in tutti i sensi. E dal Veneto è davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Benvenuti al Meteo. La perturbazione se ne va dal nostro territorio, pressione atmosferica ancora debole ma contesto in miglioramento.
Vediamo il dettaglio di giovedì 4 novembre. Sul Veneto fino al mattino precipitazioni sparse sui rilievi e locali fenomeni residui in pianura, specie su quelle più a est. Dalle ore centrali fenomeni generalmente assenti, nuvolosità in attenuazione con ampie schiarite soleggiate. Venti deboli occidentali, temperature stazionarie. Minime tra 3 e 9 gradi, massime comprese invece tra i 13 e i 16 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso inizialmente avremo qualche occasionale piovasco a carattere sparso, a seguire invece bel tempo. Temperature minime tra 7 e 12 gradi, massime sui 16-17 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo qualche temporale mattutino, ma con il passare delle ore sarà più asciutto e soleggiato. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime sui 10-11 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antena 3.